Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Italia Viva ieri sera ha aperto la crisi, finisce il governo Conte bis. Il Presidente del Consiglio aveva aperto la possibilità di un patto di legislatura, ma Matteo Renzi in conferenza stampa ieri sera ha annunciato le dimissioni delle sue due ministre, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, parlando di scelta di coraggio. Il Premier Conte ha accettato le dimissioni e informato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giuseppe Conte, a proposito di Renzi, ha parlato di grave responsabilità e notevole danno al Paese, ha spiegato di aver cercato fino all'ultimo di percorrere la strada del dialogo. Il leader di Italia Viva alla fine ha ritirato dal governo le sue ministre aprendo la crisi. Resta da capire quali saranno gli sviluppi. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle oggi riuniscono i loro vertici. Sono state approvate le norme che regoleranno tutta Italia tra il 16 gennaio e i primi giorni di marzo. Tornano i colori con i passaggi automatici in base ai dati tra zone gialle, arancioni e rosse. Restano confermate le visite a parenti e amici sempre mai più di due alla volta, gli spostamenti per i piccoli comuni, e con ordinanze speciali del Ministero della Salute sarà anche introdotta la zona bianca con maggiori libertà e aperture. Sono state approvate nella notte le misure anti-Covid contenute in un decreto legge che saranno in vigore da sabato 16 gennaio fino a venerdì 5 marzo. Limitano i movimenti dei cittadini anche in zona gialla e fanno entrare direttamente in fascia arancione le regioni con un livello di rischio alto. Debuttano infine le zone bianche. In base alla bozza del documento sono vietati gli spostamenti tra le regioni e le province autonome, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Resta confermata la regola che consente a un massimo di 2 persone di andare a visitare amici o parenti una volta al giorno. Ciò tra le 5 e le 22, ora nella quale continuerà a scattare il coprifuoco. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti e per una distanza non superiore ai 30 km. Il nuovo decreto legge anti-Covid disciplina la nuova cosiddetta zona bianca, nella quale gran parte delle misure restrittive vengono a cessare. Sarà il Ministro della Salute con una sua ordinanza a individuare quali saranno queste regioni, di fatto quelle con un livello di rischio basso, con un'incidenza settimanale di contagi per 2 settimane consecutive inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Dopo il confronto tra governo e regione sarà varato un nuovo DPCM con ulteriori provvedimenti per il contenimento della pandemia. Troppo rischioso puntare tutto sui vaccini, serve un lockdown per evitare un anno difficile di convivenza con il virus, lo sostiene la Fondazione Gimbe, che nell'ultimo monitoraggio, quello della settimana 6-12 gennaio, segnala l'incremento dei contagi, la risalita delle curve dei ricoveri nei reparti, nelle terapie intensive, entrambe sopra la soglia di saturazione in metà delle regioni, salgono ancora i decessi. A quasi un anno dallo scoppio della pandemia nel nostro paese, afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, non possiamo più permetterci di inseguire affanosamente il virus. Nella settimana 6-12 gennaio in Friuli Venezia Giulia sono in peggioramento rispetto alla settimana precedente gli indicatori relativi ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, all'incremento percentuale dei casi, il rapporto positivi casa testati sono sopra la soglia di saturazione sia ai posti letto in area medica che in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19. Lo sconto carburante applicato in Friuli Venezia Giulia è lecito. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia, che ha respinto il ricorso della Commissione europea per la violazione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, con il quale chiedeva all'Italia di abbandonare il regime agevolato applicato nella nostra regione. Sentiamo Fabio Scocimarro, l'assessore regionale, piuttosto soddisfatto. Vittoria del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia nei confronti dell'Europa, che ci ha messo in infrazione sullo sconto dei carburanti, quando casualmente il commissario europeo era sloveno, anzi slovena. Oggi è una giornata appunto che viene confermata la legittimità di questi sconti e super sconti sui carburanti, che va a esclusivo vantaggio dei concittadini della nostra regione, a vantaggio del comparto ovviamente, e anche
dell'ambiente, in quanto si evita il turismo del pieno. Quindi è una notizia positiva e visto che questa legge ormai ha 10 anni, penseremo di metterci mano e fare un tagliando e adeguarla appunto agli anni nostri. Viaggia ubriaca a tutta velocità per evitare il coprifuoco. È successo alle 22 di ieri, quando i carabinieri di Aurisina hanno notato la vettura sfrecciare durante un posto di controllo a Monrupino. La conducente, una cittadina slovena di 42 anni, si è giustificata dicendo che stava cercando di rientrare a casa prima del coprifuoco. Sottoposta all'alcol test, è risultata guidare con un tasso 3 volte il consentito. Le è stata ritirata la patente ed è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Un violento e vasto incendio si è sviluppato questa notte dopo le 2 in via Borgo Pedrussi a Martignacco. A prendere fuoco un fabbricato uso agricolo che conteneva diversi strumenti da lavoro, tra cui 2 trattori. Sono andate a fuoco anche 2 autovetture che erano posteggiate lì vicino. Una persona è rimasta coinvolta nell'incendio, ferita, portata in ospedale. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco del comando di Udine, i vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli per un totale di 5 mezzi. Ingenti danni, sarà necessario lavorare per tutta la mattinata di oggi per smassare il materiale combusto. Sul posto anche i carabinieri di Udine per tutti gli accertamenti. Sono passati 3 giorni dall'incendio che ha devastato la loro casa, ma oggi sono più carichi che mai e pronti a riprogettare il loro futuro. Davide Prissutti e Irene Giacomello, accompagnati da Marco Flora del Circolo in Circa, hanno voluto rassicurare gli amici con un video realizzato all'esterno della loro casa distrutta dal rogo. Si erano trasferiti nella casa di via Florio a Tavagnacco solamente lo scorso marzo, in pieno lockdown. Era la casa anche dei membri che animano l'associazione e le tante iniziative artistiche del Circolo in Circa, andata distrutta a causa di un incendio che si è sviluppato l'11 gennaio. Ma con un video Davide Prissutti e Irene Giacomello, accompagnati da Marco Flora, hanno voluto rassicurare gli amici. Di fronte alla casa del Circolo in Circa, ex casa degli artisti, casa un po' per tutti, casa nostra, è stato duro affrontarlo all'inizio, ma adesso come vedete siamo vivi, stiamo bene. Tu vuoi dire qualcosa? Io direi grazie per la solidarietà che stiamo ricevendo. Sì, grazie mille a tutti i messaggi, passaparola. Noi ci crediamo. Sì. Sì, allora noi ci crediamo fino in fondo, quindi stiamo già programmando e riprogettando cosa sarà il Circolo in Circa dopo questa sventura. Certo, l'universo ci sta dicendo che dobbiamo un attimo capire da che parte girarci e che forse ci sono altre strade da prendere. Aspettate nostre notizie, anche se sembrerà che per un po' saremo silenti, ma è solo perché stiamo cercando di recuperare i computer con cui di solito mandavamo i messaggi, che sono tutti lì dentro. Ciao e grazie a tutti. Sono 10 i bambini venuti alla luce il primo giorno del 2021 in provincia di Udine. Saranno 10 dunque le famiglie che riceveranno il bonus bebè di Capodanno da 1.000 euro stanziato da Confindustria Udine per dare un segnale di attenzione alla comunità anche contro la denatalità che affligge la regione e l'Italia. In Friuli Venezia Giulia al 1 gennaio 2020 il numero di residenti era pari a 1.211.357 unità, 4.180 in meno rispetto all'anno precedente e circa 18.000 in meno rispetto a 6 anni fa. Lo scopo dell'iniziativa di Confindustria Udine, sottolinea la Presidente Anna Marischi Danieli, è anche e soprattutto quello di contribuire a promuovere una riflessione generale e rinnovare lo SPRON nel mondo produttivo al decisore pubblico affinché a tutti i livelli le politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità figurino in cima all'agenda di governo prima che sia troppo tardi. Per misurare effetti efficaci in proiezione futura infatti servono scelte forti, fatte ora e destinate a durare nel tempo. L'auspicio finale degli industriali friulani è che lasciandoci alle spalle un 2020 tanto complesso quanto drammatico, anche questa piccola iniziativa possa rappresentare un segnale di speranza proiettato nel 2021. I comitati friulani Valcellina, Valmeduna e Carnia hanno aderito al coordinamento grande idroelettrico dell'Arco Alpino di recente costituzione che raggruppa soggetti di tutto il nord Italia. Obiettivi: regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche, trasparenza nel rinnovo delle concessioni e ritorno sui territori.
Regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche, trasparenza nel rinnovo delle concessioni e ritorno sui territori. Sono questi gli obiettivi del coordinamento grande idroelettrico dell'Arco Alpino, costituitosi a cavallo tra il 2020 e il 2021, al quale hanno aderito anche i comitati friulani Valcellina, Valmeduna, Carnia. Si tratta di un coordinamento dei comitati, associazioni, cittadini di tutto l'Arco Alpino, dalla nostra regione, la Valle d'Aosta, passando per Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Un soggetto questo per il quale le grandi derivazioni a scopo idroelettrico rappresentano una risorsa insostituibile di produzione di energia rinnovabile, ma hanno anche un impatto negativo sui territori in termini di impianti, dighe, canali ed elettrodotti che solcano le valli. Anche il Friuli Venezia Giulia aderisce al gruppo del grande idroelettrico dell'Arco Alpino per far portare finalmente alla nostra montagna, finora lasciata irresponsabilmente sfruttare da concessionari senza obblighi e limiti di gestione degli impianti, quei benefici tanto attesi, benefici all'ambiente, alla sicurezza del territorio e delle dighe, al lavoro, alla stabilità del personale impiegato, benefici possibili solo attraverso la regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche. Dopo la regionalizzazione delle competenze in materia, avvenuta nel 2019, per il coordinamento ora è necessario puntare su un rinnovo delle concessioni trasparente che tuteli l'ambiente e le risorse della montagna, temi da affrontare con serietà e che vanno oltre le seppur importanti compensazioni economiche. Una partita cruciale per molti territori alpini, conclude il coordinamento, che intendiamo seguire proponendo idee e obiettivi ai politici e a tutti gli amministratori. Siamo allo sport, terzo successo di fila per l'Udinese City nella Serie B di calcio a 5, la formazione di Pittini subita la rete del Giorgione, si scatena e piazza un'altra manita dopo quella rifilata al Maniago. La partita è stata difficile, loro una bella squadra, molto giovane, una squadra che corre, che gioca a calcio a 5, è una squadra che osa, non è timida. Noi onestamente ci siamo un po' complicati la vita, ci siamo un po' innervositi in certe... Ma ragazzi, fa parte del gioco, qua oggi era difficilissimo, importantissimo, 3 punti pesanti, ci danno molta fiducia perché sabato andiamo a Cornedo, un'altra partita che dobbiamo portare a casa, però come dicevo prima in spogliatoio c'è stato un periodo in cui Fausto Coppi aveva delle crisi, la mia squadra è da vetta, lo dico con grande serenità. Non è una squadra che può giocare per salvarsi, però in questo momento, come ha fatto il grande Coppi, che era quinto, poi è arrivato quarto, poi è arrivato terzo, finché dopo ha vinto tutto. È un paragone azzardato, lo so, ma a me piace molto l'azzardo. Oggi ci dà tanta autostima, tanta fiducia. Sono fiducioso, da stanotte si dorme finalmente bene, e da domani sera allenamento e sabato andiamo a Cornedo. Altra battaglia. Altra battaglia, sicuro. Solo conta 3 punti perché abbiamo giocato bene, tutta la squadra. Primo tempo abbiamo cominciato con un errore, io ho cominciato con un errore dietro e dopo ragazzi mi aiutano e si cambia tutto. Sicuro questo risultato è arrivato con una unità, perché abbiamo giocato con una bella squadra, giovane che tanto corre e abbiamo salvato tutti i problemi, anche con difesa, con portiere di momento è tutto. Sicura conta per tutta la squadra, non solo che segnato, non solo io o Amo. Siamo in chiusura subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea alle 16:30, ritornerà puntuale l'informazione di Telefriuli. Buona giornata.